Scuole di ogni ordine e grado del comune di Nove. Il nome della città della ceramica compare così nella lista delle 33 località venete nelle quali la regione ha intenzione di portare a termine interventi di bonifica dall'amianto. Le scuole di Nove fanno parte di un progetto per cui è stato stanziato €500.000. La mappatura delle zone da bonificare compiuta dall'ARPAV indica i plessi scolastici di Nove assieme ad uffici, impianti sportivi e persino luoghi di culto che spaziano per mezzo Veneto. Abbiamo appunto recuperato questa cifra che insieme all'ANCI Veneto ha permesso e permette di finanziare interventi importanti in gran parte dei comuni che hanno fatto richiesta. Sicuramente c'è la necessità di avere nuove risorse, proprio per questo che spero che nell'ambito del bilancio che si sta appunto approvando ci sia la possibilità di inserire o un fondo di rotazione o una cifra di investimenti che possano continuare questa azione appunto di prevenzione, di messa in sicurezza e di bonifica di quelli che sono edifici soprattutto pubblici che hanno bisogno di immediati interventi. La produzione e lavorazione dell'amianto in Italia è fuori legge dal 1992, ma evidentemente per un paese come il nostro 23 anni sono ancora pochi per averlo eliminato del tutto, tanto che le indagini del Centro regionale sull'amianto stanno proseguendo con l'elaborazione di altre 600 schede per verificarne altre presenze.